Preghiamo per iniziare. Signore Gesù, grazie Padre per questo giorno, grazie Padre per la vita dei miei fratelli. Signore, benedici ognuno di noi. Padre, che possiamo ascoltare la Tua parola oggi, Signore, custodire nel nostro cuore e praticarla, Signore. È quello che ti chiedo nel nome di Gesù. Amen. Lodiamo insieme con il numero 241. Fede una volta insegnata ai seguaci del Santo Evangelo, con la forza che in Cristo mi è data, voglio combattere ed essere fedele. Voglio andare di valore in valore, fino al fine il seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona riposta ai fedeli. Di Dio voglio vestire l'armatura per combattere il rito restar nella lotta, per quanto sia dura potrò certo il nemico atterrare. Voglio andare di valore in valore, fino al fine il seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona riposta ai fedeli. In Gesù sono fatto guerriero, per soffrire e combattere ognuno, e per essere valente ed intero nelle guerre del nostro Signore. Voglio andare di valore in valore, fino al fine il seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona riposta ai fedeli. E di un giorno anche io potrò dire: ho lottato e serbata la fede, con la fine del corso il soffrire è cessato in eterno per me. Voglio andare di valore in valore, fino al fine il seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona riposta ai fedeli. 4, 2, 4. 4, 2, 4. Sempre amerà Gesù il peccatore, che li salvò dal mal, dal dolore. La vita diè per me il mio Signor, or sempre suo sarò. Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene
appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. Vivevo un dì col buio nel cuore, quando Gesù vi mise splendore, salvezza, amor ed ogni suo ben, or sempre su sarò. Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. Felicità dolcezza divina, sento ora in me, non c'è più rovina, ma c'è l'amore, la pace, il Signor, or sempre su sarò. Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità. Alleluia. 102. Gesù è il Salvatore che Dio dal cielo mandò in terra per salvare l'uomo peccato. In lui chi crederà vittoria sempre avrà e vita eterna in dono un dì nel cielo godrà. Avanti io vo', avanti io vo', per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guarda questo mondo, avanti io vo'. Nel cielo mi porterà l'amato mio Gesù, e lì del mio nemico il capo triterà. Al carro redento fedele sarò io, e il so voglio seguire e solo con fervore. Avanti io vo', avanti io vo', per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guarda questo mondo, avanti io vo'. La tromba suonerà del nostro Creatore, comincerà gran festa dei santi del Signore. Dal cielo in verità Gesù ritornerà, l'aspetto con pazienza, glorioso egli sarà. Avanti io vo', avanti io vo', per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guarda questo mondo, avanti io vo'. Presto il buon Salvatore con sé mi porterà in cielo per godere l'eterna eredità. Abramo lor vedrò, Isacco incontrerò, insieme con Giacobbe a tavola sarò. Avanti io vo', per entrare
453. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò, quando per grazia la vita mi diede e nel mio cuore entrò. Ero lontano in senza il Signore, ora son salvo per fede. Vita eterna e gioia superna prepara il Signore per me. Solo Gesù può darti pace al cuore, solo Gesù che ci portò l'amore. La morte passerà e salvezza ti darà quando Gesù accetti nel tuo cuore. Un nuovo cuore mi dedi il Signore, or vivo solo per fede. Non son più schiavo del mal dell'errore, mi liberò il mio Re. Quando ai suoi piedi gli chiesi perdono, il suo amor mi mostrò. In un istante mutò la mia mente, il cuore e la pace trovò. Solo Gesù può darti pace al cuore, solo Gesù che ci portò l'amore. La morte passerà e salvezza ti darà quando Gesù accetti nel tuo cuore. Quale speranza Gesù mise in me, mutato il corpo sarà. In un momento io vedo per fede, godrò l'eternità. In quelle stanze divine del cielo, qual gioia lor proverò. Ricchezza eterna e gloria superna nel dì che Gesù mirerò. Solo Gesù può darti pace al cuore, solo Gesù che ci portò l'amore. La morte passerà e salvezza ti darà quando Gesù accetti nel tuo cuore. Amen. Ringrazio l'opportunità. Gloria a Dio. Pace a tutti. Che benedizione, felice di vedere Diego qua con noi. Gloria al Signore. Mettiamoci in piedi, leggiamo la parola di Dio. Oggi il testo che leggeremo si trova nella lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 8. Vorrei salutare tutti i fratelli che sono in diretta con noi su il canale di YouTube. Che Dio vi benedica. Ci farà molto piacere di avervi qua, di avervi qua con noi in chiesa. Ma voi che siete lontani in altre basi, un abbraccio, un saluto a tutti nella pace del Signore. Leggiamo la parola del Signore che si trova
ai Romani capitolo 8. Alleluia. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne, di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato della carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti, coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Infatti, la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo Spirito è vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, certo, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne, ma per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti, l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta,
nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti, noi sappiamo che fino a ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, perché noi siamo salvati in speranza. Ora, la speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morti. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morti, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Padre, in nome di Gesù, ti prego di parlare ai nostri cuori, che tuo Spirito possa guidarmi in ogni parola e che tutte le parole che escono dalla mia bocca siano provenienti dal tuo cuore per la tua Chiesa, per il tuo popolo. Ci edifica, ci esorta, ci salva, ci libera, ci insegna, ci capacita, che la tua parola ci riempia, ci vivifichi e ci porti avanti fino alla fine. In nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, cari. Questo capitolo 8 di Paolo ai Romani è considerato un cantico, come ci sono i salmi che sono cantici di gradini, no?
che vuol dire di innalzare. Sono cantici che innalzano, che glorificano, ma tutta la Bibbia glorifica Dio per mezzo di Gesù Cristo, perché la Bibbia è cristocentrica. Ma questo capitolo 8 possiamo dire che è la metà della lettera di Paolo ai Romani, perché la lettera di Paolo ai Romani ha 16 capitoli, e questi 16 capitoli, ho guardato per sicurezza per non sbagliare, ma sono 16 capitoli, e siamo proprio alla metà. Considerando uno che sta scrivendo una lettera, io capisco che Paolo in questa lettera ha fatto una introduzione con una difesa, presentando un problema, conducendo loro a una soluzione, e nel capitolo 8 presenta questa soluzione, questa gioia, questa gloria, dicendo vale la pena, dicendo camminate su questa via perché valerà la pena. Quindi questo capitolo 8 è un capitolo di incoraggiamento, però è diviso in 3 parti, diciamo così, perché inizia parlando della condizione di queste persone che vogliono camminare sulla via del Signore, che vogliono servire Gesù. Paolo, ricordo a voi che scriveva ai giudei che erano in Roma, quegli fratelli che erano lì, e leggeva questa lettera, loro erano persuasi di che ciò che avevano e che hanno costruito nella vita era sufficiente. E Paolo comincia a mostrare, a dire l'insufficienza della religione, l'insufficienza dei riti, l'insufficienza degli uomini, e mostra a tutti la sufficienza di Cristo tramite la grazia. E nel capitolo 8 parla di questo uomo trasformato, un uomo che ha una via da camminare, ecco, perché ha cambiato strada. Tutti noi abbiamo cambiato strada, sì o no? Non camminiamo più nella stessa strada del passato. Dicevo stasera a una persona che nella mia vita di cristiano, da quando mi sono convertito e nel mio ministero che Dio mi ha affidato, pastorale, ho visto tante persone cambiare vita. Ho visto persone che purtroppo non hanno cambiato vita e hanno peggiorato vita perché non hanno voluto. Ma io ho tante testimonianze di persone che hanno cambiato vita tramite Gesù Cristo. Stamattina dicevo alla preghiera del mattino che Gesù stesso ha detto nel capitolo 10 di Giovanni, versetto 9, lui ha detto: io sono la porta. Chi entra per me sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Vuol dire sostegno, alimento, sicurezza, cura. Quindi Paolo, fino al capitolo 7, dimostra l'insufficienza degli uomini, dei riti, della religione, e presenta Cristo come soluzione. Noi, nonostante abbiamo una nomenclatura, perché siamo chiamati evangelici, ma non siamo chiamati evangelici da molto tempo, ma da pochi secoli, ma da sempre siamo cristiani. Siamo cristiani. Ho già insegnato qua perché siamo chiamati cristiani. Perché siamo replica di Cristo. Siamo un Cristo minore, ma non nel parlare, soprattutto nel vivere. Vivere come Cristo. Amen? Quindi Paolo inizia parlando di questa nuova vita, la vita nuova sotto la grazia, che nonostante non abbiamo la legge che ci sta lì dietro, addosso, pesante, abbiamo Cristo addosso.
lo Spirito Santo che abita dove? In queste sedie? In questa struttura? No. Lui non abita in tempi fatti per mano degli uomini. Vediamo la parola di Dio. Aprite la Bibbia in Atti degli Apostoli, capitolo 17. Un discorso dell'Apostolo Paolo, una predica. Capitolo 17, versetto 22 dice, versetto 21, Or tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano in quella città non avevano passatempo migliori che quello di dire o ascoltare qualche novità. Allora Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse, Ateniesi, io vi trovo in ogni cosa fin troppo religiosi, poiché passando in rassegna e osservando i vostri oggetti di culto, ho trovato anche un altare sul quale sta scritto al Dio sconosciuto, quello dunque che voi adorate senza conoscerlo. Io ve lo annunzio, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mani d'uomo. E non è servito dalle mani di uomini come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Or egli ha trattato da un medesimo sangue tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero sopra tutta la fascia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore, se mai riuscissero a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi, poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Amen? Lui non abita in templi fatti dalle mani di uomini. Quindi Paolo comincia a dire che non abbiamo più addosso la legge o qualcuno che ci guardi e dica guardi che la legge dice così, devi essere lapidato. No. Quando Gesù alza quel calice e dice io faccio un nuovo patto nel mio sangue, lui sta parlando di che una porta si sta aprendo. E io all'inizio ho parlato della porta. Chi è la porta? È Gesù. Allora inizia non il tempo della grazia, ma la grazia rivelata agli uomini. Gesù è la grazia rivelata agli uomini. Prima non è stato rivelato incarnato, perché la grazia è sempre stata, ho parlato altri giorni, altri studi, che il Signore ha avuto grazia di chi? Di Noè, di Abramo, di Esther, di Ruth, tanti altri. Quindi non è che alcuni sbagliano dicendo
ora viviamo il periodo della grazia. No, il periodo della grazia è sempre stato, perché se non è stato la grazia di Dio nell'Eden che ha salvato l'uomo e lo ha perdonato, cos'era se non la grazia? Ma viviamo il tempo della grazia che è stata incarnata come uomo, Gesù uomo, umano, ma non peccatore. Amen? Quindi, avendo capito questo, seguo parlando di quello che Paolo è inciso in dire. Lo spirito di santità. Nel versetto 15 del capitolo 8 la parola dice: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Qui lui parla di questo spirito di adozione. Cos'è questo spirito di adozione? È lo spirito che abbiamo ricevuto, che è lo Spirito Santo, che ci fa coeredi. Paolo stesso giustifica questa sua parola nel versetto 17. E siamo figli di Dio nel versetto 16. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Quindi questo spirito di adozione è quello che abbiamo ricevuto, che ci garantisce un'eredità. Cos'è? È una cosa che ci aspetta, futura, sì o no? Allora, una cosa che noi non abbiamo lavorato, una cosa che noi non abbiamo faticato. Chi qua è salito sulla croce? Nessuno di qua è salito sulla croce, ma Gesù è salito sulla croce e ci ha lasciato la vittoria di quella croce come eredità. Nonostante non siamo saliti sulla croce, ereditiamo la vittoria della croce. Per causa di che? Dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto nella nostra vita nel giorno che abbiamo confessato Gesù come Signore e Salvatore. Allora, avendo questa spinta di questa eredità, che è la vittoria che Cristo ci ha dato, noi infatti dobbiamo camminare secondo lo Spirito. La parabola del figlio prodigo parla che lui ha chiesto la sua eredità, quello che lì aspettava, e ha avuto, e se n'è andato, ha speso tutto, è finito quello che aveva, è tornato a casa. Lui ha ricevuto i beni, ma lui non aveva perso il diritto di figlio. Quando uno chiede l'eredità in anticipo, sta annullando la persona che gli lascia quella eredità, perché l'eredità è post morte, no? Quel figlio prodigo ha chiesto la sua eredità prima della morte di suo padre, non ha aspettato. Quindi per lui, se ragioniamo così, possiamo considerare che per quel figlio prodigo, suo papà cos'era? Morto. Allora, uno che il papà è morto, è figlio e orfano. È figlio e orfano. È orfano. Perché è orfano? Perché non ha più il padre. Non ha più il padre. Quindi
Lui ha voluto vivere come orfano, avendo il padre vivo. Nonostante suo padre era vivo, lui aveva voglia di vivere come orfano. E qual è stata la strada di quell'uomo, di quello figlio? La carne, i piaceri della carne, la soddisfazione della carne. Il suo fratello indignato ha detto: ma tu tratti bene questo tuo figlio che ha speso tutta la sua eredità con le meretrici? Ossia, tutti sapevano che la via che quel figlio prodigo ha preso è stata una via della carne, dei piaceri della carne, rinnegando il suo padre, rinnegando di essere figlio di suo padre. Ma una volta che noi abbiamo accettato Gesù, abbiamo accettato anche la via di Gesù, sì o no? Sì o no, fratelli? Perché a volte le persone dicono, e qui vedo molto in Italia questo, come noi siamo salvati per grazia, come se la grazia fosse un pacco di popcorn, una banana che macisce e si vende per un prezzo più economico. No, è vero che l'accesso è stato liberato, ma la porta continua stretta. Alleluia! Apriamo la Bibbia. Matteo capítulo 7, versetto 13 e 14. Cosa dice la parola del Signore? Matteo 7, 13 e 14. Leggete insieme tutti qua. 1, 2, 3. Voi, stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Prossimo. No, questa traduzione non mi piace. Versetto 13 dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Quindi la porta è aperta, sì o no? È aperta, ma questo non vuol dire che la porta è spaziosa, comoda. No, no. Questa porta è aperta perché io e te potessimo entrare. Avevamo diritti? No. Ma Lui ci ha dato permesso, Lui ci ha permesso di entrare, ci ha dato l'opportunità per entrare. Non ho molto tempo, ma volevo farvi pensare. Se Gesù non fosse arrivato nella tua vita, dove tu eri oggi? Qual era il piano del diavolo per la tua vita? Lo sai? Sì che lo sai. Ma quante volte ti ha trascinato, ti ha, come una magia, ti ha incantato dicendo: vieni, vieni che è buono, vieni qua, segui qua. E io dico, come quella canzone: se non avessi te,
in questa vita mia, oh mio Signore, cosa sarei? È così. Però noi dimentichiamo di questo beneficio e pensiamo che non è niente, io sono credente, niente, non esiste un peso di responsabilità. Si vede un cristianesimo, non dirò molto facile, perché non esiste cristianesimo facile, ma io vedo un cristianesimo adatto ai modi delle persone. E Cristo è un modello che non si adatta ai modi né agli altri modelli. Lui ha il suo modello, lui ha il suo modo, perché lui è unico. Quindi questa porta è stretta, ma pure la via è stretta. È stretta la via. E molte volte noi non vogliamo seguire. Ma se facciamo come Paolo ci incoraggia, avremo piacere anche nelle sofferenze. Leggiamo la parola, capitolo 8. Entriamo già nella seconda parte. Io ritengo, capitolo 8, versetto 18 ai Romani, io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi a cosa? Alla gloria che sarà manifestata dove? Dove? In noi. La mia traduzione dice in noi. Non è in questo spazio, è in noi. Quindi a volte noi diciamo, ma camminare nello spirito è molto difficile, è vero, la porta è stretta. Però vale la pena, perché abbiamo una speranza concreta. Soffriamo, ma la primizia dello Spirito è speranza, intercessione e elezione. Fratelli, nonostante la sofferenza, lo Spirito ci garantisce speranza, lo Spirito garantisce che intercede per noi e garantisce che siamo eletti. Versetto 19: infatti l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino a ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, e non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Perché noi siamo salvati in cosa? In speranza. Fede cos'è? Leggiamo la parola di Dio, Ebrei. Lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 1. Or la fede, cos'è? Questo deve essere un testo aureo della Chiesa.
Io parlerò e voi ripetete, va bene? Io parlo prima e voi ripetete dopo. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ripetiamo per memorizzare. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Di nuovo, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Amen. Siamo salvati per questa speranza, che è la fede. Chi è la nostra speranza? Chi è la nostra speranza? C'è un nome la nostra speranza. Come si chiama? Gesù. È Lui la nostra speranza. Allora, avendo la speranza che è Gesù, abbiamo pure lo Spirito Santo che intercede, perché non siamo capaci. Nonostante non siamo capaci, Dio ci dà un aiuto. Dio ci dà perché sa che non siamo sufficienti. E Lui lo sa che su questa via di santità la nostra carne non potrà camminare da sola. Deve essere condotta dallo Spirito. E come possiamo essere condotti dallo Spirito? Pastore, dimmi, come posso essere condotto dallo Spirito? Umiliando-se al Signore. Ci sono persone che non pregano, non sono condotte dallo Spirito. È biblico questo. Ci sono persone che non adorano. Oggi esiste... io non dirò modelli, perché non è un modello questo. Questo è una moda, perché moda passa. Stiamo vivendo un tempo terribile, dove per spingere le persone a pregare c'è un mantra. Sapete cos'è un mantra? Come si prepara un ambiente e ripetizione di parole. Dica questo per portare la persona alla presenza del Signore. E usano testi biblici perché? Per giustificare queste cose. No, ma Davide suonava l'arpa e mentre suonava l'arpa, quello spirito usciva dalla vita di Saul. Fratelli, ogni tempo, ogni situazione, ogni tempo, ogni strategia. Per ogni tempo una strategia di Dio. Non è regola. Sa la cosa più difficile? Camminare nello Spirito, perché non abbiamo intimità con il Signore. Matteo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta,
chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Una preghiera che innalza Dio, una preghiera che presenta a Dio chi siamo, una preghiera che dimostra dipendenza, una preghiera che dimostra volere la volontà del Signore, una preghiera che si mette al centro della volontà del Signore. No, ma oggi, Signore, vem Signore, fai fratelli, una moda che non dimostra niente di spiritualità, una moda che dimostra non che la debolezza di questa generazione. Io faccio la preghiera del mattino 2 giorni. È importante pregare insieme? Sì. È importante. La Chiesa pregava insieme, sì o no? Pregava. Ma non escludi la tua intimità con il Signore. E quindi se tu non hai intimità con il Signore, tu non hai la guida dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo abita in noi e ci guida quando siamo intimi suo. Se noi non siamo intimi, daremo ascolto a uno estraneo? Siamo più intimi dalla nostra carne e usiamo più questa cosa. Io ho sentito nel mio cuore di fare questo. Io non so, ma mi viene un pensiero di fare così. Non so, ma è come se avesse una voce e cominciamo a dire che è Dio, è una voce. Dio non fa confusione. Dio non fa confusione. Lui fa le cose con ordine. Ma come discernere Dio se noi non abbiamo intimità con Lui? Non discerniamo. È come quando abbiamo intimità e conosciamo una persona che sentiamo la sua voce. Un marito quando conosce la moglie sa anche quando lei arriva senza parlare, per il suo calpestare, per il suo modo, per il suo profumo. È così o no? Ma noi non riusciamo a identificare Dio perché? Perché siamo molto intimi da questo mondo e dalle cose di questo mondo, e quindi non riusciamo ad avere una chiarezza alla voce di Dio, e noi siamo a ricerca della voce di Dio e non sentiamo, non sappiamo. È biblico questo, non ho più tempo, ma potete meditare a casa. Samuele, quando Dio ha chiamato Samuele, lui sapeva che era Dio? No, perché? Perché non conosceva Dio.
Chi ha discernito? Eli, perché Eli conosceva Dio. Ma Eli ha sentito la voce di Dio? No. Samuele non discerneva la voce di Dio perché non la conosceva. Finisco, fratelli, dicendo che Lui intercede per noi e Lui ci ha pure eletto. Siamo eletti. Questa è una questione dottrinaria che possiamo approfondirci ancora, perché c'è una linea teologica che parla della predestinazione e che credono che uno prima di nascere è già eletto per la salvezza. Questa è la bugia più grande che esiste, perché biblicamente noi cancelliamo tutte queste parole, come loro dicono, no, noi prendiamo queste parole, no, siamo tutti eletti per la salvezza, siamo tutti desiderati per la salvezza, ma siamo noi che dobbiamo decidere, siamo noi che Dio ha dato la libertà, libero arbitrio per scegliere, e scegliendo una vita con Cristo non è che saremo esenti dai problemi. Paolo, nella sua lettera ai Romani capitolo 8, ha parlato di afflizione, di stretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Lui ha parlato delle cose che sono vere, esistono. Ma lui inizia nel versetto 35 dicendo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Avete già studiato la parola amore? La parola amore vuol dire senza morte, la etimologia della parola, perché a vuol dire opposta e amore, la parola morre vuol dire nel latino morte, quindi senza morte. Chi vuole morire qua? Se usciamo per la strada diciamo: tu vuoi morire? Tu vuoi morire? Tu vuoi morire? Quindi l'amore non è un cuoricino rosso, no. L'amore è la garanzia di vita, perché vuol dire senza la morte. Paolo voleva dire qua: fratelli, chi vuole morire qui? Chi ci toglierà questa possibilità di vivere? Chi ci farà rifiutare questa porta che ci garantisce vita? Cristo. Ma nemmeno l'afflizione, nemmeno la distretta, nemmeno la persecuzione, nemmeno la fame, nemmeno la nudità, nemmeno il pericolo, nemmeno la spada. Niente. Né potenza, né morti, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Chi può dire amen? Mettiamoci in piedi. Sarò fedele al mio Gesù, sarò fedele. Sarò fedele al mio Gesù, sarò fedele. Ha una strada per attraversare, ha una vittoria per raggiungere.
in ogni giorno al mio Gesù sarò fedele. Sarò fedele al mio Gesù, sarò fedele. Sarò fedele al mio Gesù, sarò fedele. Há una strada per attraversare, há una vittoria per raggiungere, in ogni giorno al mio Gesù sarò fedele. Padre, in nome di Gesù, ricevi, Padre, anche la nostra offerta, la nostra decima, la cooperazione di ognuno per la manutenzione della tua opera. Continua con noi, dacci la tua grazia, ci aiuta in ogni cosa, benedice la nostra casa, la nostra famiglia, continua aiutandoci a essere fedeli a te e continuare sulla via stretta, perché sappiamo, Signore, che conduce alla vita eterna. Che la tua grazia sia con noi, in nome di Gesù. Amen e amen. Fratelli, per non perdere tempo, chi ha portato la sua offerta, la sua decima, può la dargli, può fare la raccolta, e non siate costretti a fare niente, perché Dio ama un donatore allegro, che possiamo fedelmente servire al Signore. Gloria a Dio. Che il Signore vi benedica, continuiamo in preghiera per l'opera missionaria. Che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti noi, oggi e per sempre. Noi diciamo Amen.